e ringrazio ancora una volta il Presidente e ringrazio anche tutti coloro che hanno lavorato. Se avesse avuto la stessa impresa anche in stazione dei treni, probabilmente sarebbe già finita da qualche anno, ma non è un appalto del comune, però probabilmente finiremo prima all'autostazione delle Corriere prima della stazione ferroviaria. Nuova frecciatina del sindaco di Treviso al cantiere infinito di Piazzale Duca d'Aosta nel giorno dell'inaugurazione del nuovo centro direzionale della MOM di Via Castellana. È una battuta ironica non fatta a caso, ma legata proprio al nuovo obiettivo dell'azienda di trasporto del suo storico presidente Giacomo Colladone. Noi siamo pronti anche tra 6 mesi a battere il cuore. Ovviamente non dobbiamo creare dei problemi su un'area già fortemente interessata da cantieri, quindi stiamo molto attenti a non creare situazioni di disagio per la gente. Un centro direzionale che, dopo l'officina e i parcheggi con distributori e zone per la ricarica elettrica, completa l'area di Via Castellana costata complessivamente oltre 19 milioni di euro. 74.000 metri quadrati, 260 dipendenti, mezzi che vengono rinnovati nel giro di 2 anni, più di 200 mezzi, insomma continui investimenti. E che mette MOM tra le migliori aziende di trasporto pubblico del Veneto, anche per la determinazione del presidente Colladone, come ha sottolineato il neoassessore regionale alla mobilità. Con il presidente Colladone si è subito instaurato un rapporto di reciproca stima e collaborazione, anche perché ricordo che appena diventato assessore al primo tavolo mi hanno detto: mi raccomando col presidente Colladone andare d'accordo. Assessore che ha ribadito la volontà della regione di arrivare ad un biglietto unico per tutto il trasporto pubblico del Veneto, dove si potrà spostare in Veneto con qualunque tipo di mezzo, su gomma, rotaia, sulla navigazione con un biglietto unico. Questo permetterà di agevolare tantissimo non solo per i pendolari, gli studenti e le famiglie, ma anche per una regione che a livello turistico è la prima, è stata riconfermata prima anche nel 2025. Una modalità che è già offerta agli utenti di MOM. 15 giorni hanno la possibilità di avere il biglietto unico, cioè si può pagare con la carta di credito in tutti i nostri mezzi. Se anche le altre aziende fossero in questa situazione avremmo già creato il biglietto unico, o no? Tornando alla nuova sede, ora c'è da chiedersi che futuro per l'area di Via Polveriera, lasciata da MOM e di proprietà del comune di Treviso. Abbiamo già sul tavolo delle richieste, sia pubbliche che private. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di mantenere un'anima pubblica a quella che è peraltro una gran bella sede, e quindi nelle prossime settimane potremo così annunciare qualcosa, quello che sarà il futuro di quella sede.